Eccoci qua cari amici, buonasera a tutti. Siamo arrivati alla sesta puntata dell'importante Svedersi prefestivo. Anche stasera diversi ospiti e senz'altro interessanti e siamo qua in compagnia per farsi una ciacqua. Ringrazio tutti quanti per quanto che ne seguì, perché i servizi continui che siamo dovuti fare sulla cultura, sullo sport, che se migliaia e migliaia di contatti, questi mi dà soddisfazione e mi spinge ad andare avanti. E bando ai ciacque e passo a presentare gli ospiti. E ora Franco Danna, Dell'Anna, che è subito sbagliato, tanto per la tradizione, e la moglie Barbara Stefani. È la moglie Barbara Stefani, che è presidente e fondatore della musica di Angela Onlus. Dopo Matteo Marcon, questo qua, vi spiego, questo qua sì, i giovani, chi giovani dice, oh, i giovani non voglio fare niente, ma fai conto dopo la storia, perché veramente sono stagami, una curiosità unica, ma bella e positiva. Tony Veneran, storico, che stasera è un uomo del sesto o del seste. Stasera io con 4 seste, 4 tipi. Dimmi, Lorenzetto, dimmi che ti porto mi tutte quante, ma so tutto. C'è veramente come si dice? Dico sempre, una biblioteca vivente. E dopodiché, là in fondo, quando dico più dulcis in fundus, perché mi scampa l'esse, a bisnonna social che ha veramente letteralmente moia il computer per fare Dio qui che siete. Passa viva che altri perché già che dà lavoro che altro. Va bene, e allora niente, cominciamo qua con Franco. Franco e la moglie c'è deficit diremo di un'esperienza, di una storia di vita molto interessante, e dove che delle volte da grossi problemi si riparte, ma non voglio cercare di fare piccasini di quello che ho fatto fino adesso. E ora Franco, mi via, dopo se vuoi intervenire a moglie, con te la vostra storia. Ora, chi sei io, dove, come, cosa, insomma, ecco, brevemente. Beh, allora io e mia moglie abbiamo fondato un'associazione, appunto la musica di Angela Onlus, in memoria di Angela, che è la nostra bambina, che è mancata nel 2013. E diciamo che il nostro percorso così di dolore ha portato a provare a trovare una soluzione che permettesse di aiutare altre persone. Questa è l'idea, insomma. Quindi abbiamo voluto prima finanziare un progetto di una ragazza che stava in quel momento, proprio il periodo in cui Angela è mancata, stava facendo un progetto di musicoterapia, e poi finito quel finanziamento che gli abbiamo dato la possibilità di fare una 70 di ore in ospedale, in pediatria, abbiamo pensato di proseguire con qualcosa di più pragmatico, più fondato, possiamo dire, che avesse un seguito, e abbiamo voluto così fondare questa associazione che ormai siamo abbastanza attivi nel territorio, qui nella provincia di Treviso per adesso. Abbiamo 4 progetti attualmente, uno in ospedale in pediatria con una musicoterapista che abbiamo convocato all'inizio, e poi, come possiamo dire, alla quale diamo la carta bianca per realizzare il progetto, per lavorare con i bambini che sono... Ma scusa, per far capire un po' meglio, mi sono stato a che serata, che insomma è stata tra l'altro una serata veramente unica. Grazie. E volevo chiederti, ma qua perché musica? Non poteva essere un qualcos'altro, certo, voglio dire, ma perché se posso introdurmi? No, prego. Perché la musicoterapia comunque è stata proprio, appunto, come diceva mio marito prima, nell'ultimo periodo di cui la nostra piccola era ricoverata, prima che appunto mancasse, e c'era appunto questa ragazza che faceva tirocinio. Quindi abbiamo visto che la musica anche in Angela era una cosa molto importante, perché la musica è qualcosa di nei momenti di sofferenza, nei momenti difficili, soprattutto nei bambini, ma anche in qualsiasi persona, anche negli anziani, anche nelle persone in coma, cioè ci sono sempre dei risvolti abbastanza positivi.
quindi aiuta anche noi, se guardiamo bene, siamo magari tristi, se ascoltiamo una canzone o qualcosa che ci dà piacere, guarda, ecco che la giornata diventa diversa. D'accordissimo. Quindi la musicoterapia diventa veramente una terapia per sollevare il dolore, ecco, sollevare soprattutto il dolore, e nei bambini che vediamo appunto, che riscontriamo sempre ultimamente che monitorizziamo la nostra musicoterapia, vediamo proprio i riscontri positivi, perché posso dire proprio con gran felicità e orgoglio anche che ci sono anche a volte delle mamme che noi non conosciamo, perché la cosa è molto all'interno dell'ospedale, noi non possiamo conoscere una certa riservatezza positiva e negativa, secondo me, perché è una chiusura comunque dopo. Esatto, noi logicamente noi finanziamo i musicoterapisti perché sono professionisti, quindi noi finanziamo i professionisti, quindi facciamo mercatini, eventi, cose per accumulare quello che riusciamo a tirar su per pagare questi professionisti. E una volta è successo in alcuni mercatini che facciamo di solito, mi è capitata una mamma con le lacrime agli occhi che mi ha detto: la ringrazio perché mi ha aiutato a sollevare la vita a mia figlia. Quando così schei che teneva, no, assolutamente, guarda, no, l'esperienza diremo facsimile, diremo ancora dai anni che furono, quando il gesto libro qua a Santa Cristina si faceva attività che avevano inventato i bambini dei 6-9 anni nel 74, non esisteva a Treviso da nessuna parte, e un bambino che adesso si sposava un uomo, diremo, e sua mamma veniva a dirmi dopo: ragazzi, non so come ringraziarlo, erano andati allenatori, diremo, perché dovevo portarlo poi a operare, e invece adesso il dottore, il professore, ha detto non serve più perché si è sistemato con la ginnastica che hai fatto 2 anni. Non sapevo niente di niente, ma adesso su sto campo manca, penso, sul vuoto e robe praticamente indimenticabili, insomma, ecco, perché perciò la vera soddisfazione. E andiamo un attimo sulle seste, perché Tony, ma sei tu di pensare o... Sono di ascoltare e anche pensare mi piace sempre un po' di scatto, perché fa parte del trio i Lighei, che così legate in italiano, noi in 3 sul camion. Adesso domenica qua che manda al quinto ti devi accaricciare qua, siamo freddi. Vabbè, io per conto mio. E vedi che baruffe, perché dei baruffe grandi, perché mi sei il cantante, l'ideatore e il cantante solista. Io dico, fa il coro, ma niente da fare, devo una cosa. Va bene, fammi vedere, dimmi. Ti rispondo ai trio Lighei, ma Lighei ben stretti e bastonei, capito? Perché gli farà più confusione che tutto il resto. Fammi vedere a prima sesta. E ora ti racconti, perché proprio questa è l'altra volta, cioè questa che te pensi. Ma vabbè, sta qua vedo la sesta un poco particolare, ma va bene per trovare assaiata e anche per mettere i vovi, perché mi ricordo che sulle botteghe Casuin i vovi, quando che non gli era sulla sesta, non gli era più spazio, su 1 o 2 seste, dipende quanti, gli metteva solo i risi, che ora gli era sicuro, non si rompeva, ecco, questa qua è un tipo di sesta che mi ero fatta in piccoletto quando scusa, ma che sesta si è quella? Perché secondo me una sesta di Santa Cristina, perché qua viene fuori una sesta cittadina più elegante, perché noi arriviamo qui a Derete proprio qui altro modello. Ma vedi qua, io anche qui amico, come che tu hai detto suocera. Sì. E guarda, vedi, hai fatta che questa più o meno è forme, e se relativamente, perché ognuno una volta si faceva in casa queste robe qua, e ora ognuno le faceva come che veniva fuori, perché uno non pensava, dopo che siete più grande, di piccere, perché se era una famiglia di 20-30 persone che io avevo andato a trovare la saiata, erano di un sesto, ma quasi. Difatti la prima sesta che ho visto mi fatta in casa da Gaetano, che veniva da Scorsè, e ho detto madonna, ma che... Cioè i sesti normali non mi bastava per la nostra famiglia, e l'aveva fatta lui. E da là che abbiamo recuperato tutta quanta la storia di seta, abbiamo fatto anche un video su questa roba qua, insomma, ecco. E ora adesso sto qua, se vuoi che parliamo ancora adesso, se no parliamo anche dopo. Anche dopo, sì. Come no, e dopo ne parliamo in proporzione di questa. Qua sei alta, è logico che entri in campo Matteo. Matteo,
Questo sì. qua, ora Camera mi segui un po', questo qua, niente, sono stati per scuole elementari del quinto, a Marconi che qua Silvia, siamo andato a lavorare per fare tutto orti, e insomma siamo andati a comprare un po' di semessi di serata e ho trovato qua, andiamo qua che so che una volta, difatti un negozio, anche un bel negozio attivo, e lo trovato e io ho detto, dimmi curioso, ma sei tu dipendente? Ho fatto anche l'indiscreto se volevo, ho partita io, no, ho partita io, ho detto, ma sei tu matto, ho detto, qui tempi che devo, e ora che ho detto, no, mi vuoi provare? Coraggioso. Ma un beh, sì, ma proviamo. sì, perché se proprio il luogo comune sono qua, che non è chi che se l'ha da fare, insomma, Certo. che collabora. Adesso lui si è tutto l'impegno, va bene, io ho dato, mi dico la verità, che ogni tanto, ma facciamo all'importante se vede qui settimanale, e viene qua e mi dà dei consigli, cosa serve fare, se da seminare, parleremo anche di lumaconi, Ok. di accavolaia, perché tanti, non sapeva, ma in Veneto viene buttato il doppio di vin dei diserbi rispetto a tutte le altre regioni d'Italia. Perfetto. Capito? Se no, dimmi che cosa è la tua bottega adesso, perché qua se no Beh, parlo vabbè. sempre mio e non voglio appena che mi finito. Niente, la mia bottega, come che ti ho detto, se a Quinto mi seguo tutto quello che riguarda un po' l'orto domestico, quindi hobbistico, non cose... Diciamo quello che si mangia bene. Esatto, quello che uno parole fa inglesi, qualcuno le capisce. quello che uno si fa a casa sua. Eh. Il suo partito, il negozio era premetto che era già avviato, ok? Non ho per suo partito da Sì, non mi zero. ricordo che Sì, era da- premetto questo perché sarebbe stata una difficoltà ancora maggiore al giorno d'oggi. Soprattutto prima in collaborazione con un amico e se riesca abbiamo delle belle idee, dopo non siamo riusciti a portarle a termine perché se riesca al massimo noi altri vogliamo produrre le nostre piantine in modo da avere determinati tipi di sementi, anche sementi magari antiche, varietà che non si trova più nel mercato. recupero delle vecchie- Esatto, perché adesso tutto va con modernità, con ibridi, robe per resistere, come ti hai detto te, per cercare di adoperare poi meno pesticidi, meno diserbanti, in modo che la pianta sia già forte del suo, quindi andiamo, diciamo, il moderno va verso questo, però recuperare il sapore magari di un pomodoro dei 20-30 anni fa, un tipo della tuga che adesso non si trova più, se riesca bene. Non siamo riusciti a fare, diciamo, filo alla fine perché per cause di forza maggiori, insomma, impianti, cose che poi comunque serve avere alle spalle. Finanziamenti. Praticamente, ecco, finisce sempre là, skei fai skei, no? Sì, sì. E comunque non si lavora solo per i skei, ma anche per la passione, difatti se no non avrei intrapreso questo lavoro, mi avevo un lavoro sicuro, avevo un contratto indeterminato, e sì, Sì che dice siamo quando fa... sì, mi facevo, una scelta di facevo vita, rappresentante e quindi ho voluto intraprendere questa strada per orgoglio personale, per arrangiarsi, legato al ramo che già aveva una passione personale dell'agricoltura, queste cose qua, insomma. Non ho capito. Sono riuscito quanto tempo ad sei che ti agganciarmi. Questo è il quinto anno. Quinto anno. Così partì a quinta stagione adesso. Oh, Appena capito. cominciava il freschi. Perché il mio lavoro ormai è praticamente stagionale perché nei mesi invernali non te fa granché, dopo mi va un po' al reparto anche a pet, no? Quindi qualche mangime, qualche robetta, allora te recuperi spese con quello d'inverno, ma il lavoro sì, adesso primavera, estate, se va insomma, se sta sotto e si cerca di fare il meglio possibile. Non ho capito. E niente, qui adesso i cassetti, vediamo, mette a testa i ferri e tutto quanto. E c'è i cassetti da dietro, guarda, quei bianchi. già. Dirà, Eh. io ho parlato che l'altra volta di lavare, che andai a lavare per le case, ma fai anche un altro mestiere per i campi. Sì, fai tutti. Perché anche una volta che aveva un'assicurazione, conta che una volta che se arriva, che ha detto a casa quel carro che va, che viene fuori un cane. Che è un po' complicata, No, capito, tanto, sacra Dio. Mi si resta finché vivo. credo. No, ai 4 mi pare di chiamarmi perché poi si cambia di portare le armi per la primavera, sto Dio, sto etio, e ora, sai già, mi vado avanti di tempo da Dio, sì. Quanti anni ora più o meno? Che era
12 anni. Ah, Sì, però beh. sì, sa grande, insomma. vabbè. Sì, anche io. E andiamo avanti per sti campi, per questa strada. E avanti un poco, ma non è venuto arrivare a base che io arrivare. Mi pare era avanti che mi era per Dio, queste vacche che sacra Dio noi. Siamo in direttura da una passata, questa strada, ma se un'altra direttura da una passata, porco di Dio, io fuori il campo, ma se scampare vacche, barea e tutto quanto, mi sono qua perché il Signore ha detto cosa fa, che hanno mai intrigato in cielo. E così sta, insomma sono ancora qua. E Corea era lì queste vacche sul segaro perché stai quiete, onde era arriva, perché non ti si fa corte, no? È il deposito. Sì. E ho fatto niente, sai, no, ho detto, subito dopo a casa, non ti senti niente. Ben, e ora va a casa. E dopo vedremo. Mi sono a casa a piedi, era un bel chilometro di strada. Era lì su un paio di queste vacche. E mi sono a casa. E casa che sono andato dopo a volta a mia forella. Era rimasto Massueni. Il dottor Massueni lo conoscete, sì, questo zero. Sì. Se È quello rimasto che io. era... Ah, suo papà. È rimasto io là. E ora niente, non mi hanno rotto né niente, ho fatto un ematoma. Una botta, insomma. A botta, sì. Ecco qui, io pian piano sono guarita, sono ancora qua che predico io. E da fare calcetti, Cassetti. quando eri netto, perché quei bianchi non c'è per letto. Sì, per cui che sei, a una certa età, i rami che si secca. E E mi si lavato. i piedi, sai? E ora, questa volta che ti preferisci, già mi ha sonno. Sì. Appunto. E ora mi sono tanto comprensibile che mi piace. Dice come a Zaira, una volta se mettevamo a piare in scattosà su una strada, non è vero, sì. sul strasone vecchio, Maria Vergine. e se no perché chi che aveva, se no un bussolato quel bronze, Ma tutto gli era buono. una passata La sopra i povertà stessi. ti attira in tutte le maniere, che Guarda via. destra e sinistra. Vabbè, Così siamo sta. arrivati qua, Questa è una dei tanti, guarda via. con tutti gli anni. Era il cane a spaventare le vacche. No, io c'era anche. Era sai che non spagna il timone della barca. No, questa casa porta via a Barea e mi tutto insieme. Mi si passa per sotto di Barea. Pensa, E dopo poco più avanti era una curva e era si ingrumerà. si è fermata. E il cane che non faceva altro, che era svegliato qui che dormia, poverino. Perché vedi, giovane età, però era una che come si dice, proprio sul campo, adesso già, però era una che rendeva, che si dava facile, che tante volte anche saltava su, che rispondeva a 12 anni, chi anni risponda a un genitore, era pericolo di morte, si occupava, minimo, specialmente dopo, noi era dappertutto compagno. Ti conto un'altra. Era in No, prima. aspetta un minuto, che adesso che abbiamo finito la prima parte del GA. Oddio. Sì o no? Ah, buono. E ora basta. Abbiamo Scusa, finito, io- vabbè, abbiamo finito la prima parte e già mangiata, vabbè. E passiamo alla prossima.